Passiamo ora ai 100 dorso assoluti maschi. Sono previste solo 2 batterie. Nella prima troviamo Luca Crema in corsia 2, Enrico Gugliari in 3, Nicola Gasparotto in 4, Paolo Fava in 5, Filippo Prevedello in 6, Alessandro Zanchettini in corsia 7. Batteria conclusiva del dorso assolute, Eleonora Taucher 32,18, Marraffa seconda posizione 32,32. E siamo alle fasi conclusive, 1:4,50 al tempo della Franconetti che guida la classifica, siamo al tocco 1:06,10, Jessica Marraffa, Eleonora Taucher 1:6,68 e poi la Narduzzi Siria 1:7.